Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi, in onda, come sempre, fino alle 13:30 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Un Veneto che si scopre improvvisamente un po' impaurito dal fatto che l'emergenza coronavirus stia rialzando la testa sotto il profilo dei contagi. Crescono effettivamente i contagi. Ieri abbiamo sforato quota 11.000. Ci sono delle terapie intensive impegnate in più rispetto a qualche giorno fa. La situazione, ripetono anche le autorità sia amministrative diciamo che sanitarie, è assolutamente sotto controllo, però insomma non va bene come andava qualche giorno fa. Lo vediamo poi quando arriveranno i dati che non sono ancora arrivati qui in redazione. Appena li avremo ve li faremo vedere, sia quelli dei contagi che quelli della campagna vaccinale che si allaccia con la campagna anti-influenzale. Questa mattina molte delle aziende sanitarie del Veneto presentano appunto la campagna per la vaccinazione contro l'influenza. Si è già detto che in teoria sommare i due vaccini, quello anti-Covid e quello anti-influenza, non dovrebbe essere un problema dal punto di vista proprio per la salute, quindi si comincia a parlare di altri temi che non sono solo ed esclusivamente il Covid. Noi invece parliamo di cronaca, perché fra un po' cominceremo a sentire le nostre redazioni, Padova, Vicenza, poi vedremo anche se avremo Bassano. Dovremo parlare in teoria, vediamo se riusciamo, perché oggi è una giornata davvero piena di impegni, anche con la nostra redazione veneziana, perché c'è una novità nella struttura religiosa, chiamiamola così, di Chioggia, con un cambio della guardia davvero molto importante. Vediamo poi se con Ilaria Marchiori riusciremo a farvi avere anche questa informazione in diretta, altrimenti ve la diamo qui quando sarà ufficiale dal Focus TG. Detto questo, bando ai preamboli, cominciamo a vedere la cronaca di queste ultime ore. Partiamo da rinvenimento anche rocambolesco per come è avvenuto, di due ordigni bellici. Sono stati arrestati padre e figlio, avevano due bombe nascoste nel capannone vicino a casa, addirittura una di calibro oltre 200 mm, l'altra 120 mm, di entrambe le guerre. Una situazione potenzialmente rischiosissima. Vediamo il servizio della nostra redazione vicentina. Sarcedo. Un pensionato di 87 anni e suo figlio sono stati arrestati dai carabinieri di Thiene per la detenzione illegale di munizionamento da guerra. È accaduto in via Barcon sabato pomeriggio. I militari avevano ricevuto una richiesta di intervento proprio dal figlio, che sarà poi arrestato a seguito di una violenta lite che l'uomo stava avendo con il fratello. I militari, intervenuti per cercare di sedare l'accesa discussione, hanno poi scoperto all'interno di una botola due ordigni bellici da mortaio di grandi dimensioni, calibro 210 di lunghezza 70 cm l'uno e calibro 120 di 60 cm l'altro. Entrambi potenzialmente pericolosi, risalenti alle due guerre mondiali. Immediata la messa in sicurezza dell'area e apposti i sigilli all'intero capannone contenente le bombe. L'arresto dei due congiunti accusati è stato convalidato questa mattina dal giudice del tribunale e rimessi in libertà. Gli ordigni resteranno a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'intervento degli artificieri. Questa è la prima notizia del nostro TG. Naturalmente, quando sarà il momento poi di farli brillare o di destinarli ad altro uso, non sappiamo ancora la pericolosità effettiva di questo materiale bellico. Poi naturalmente ve lo racconteremo. Non ci sono solo residuati bellici rinvenuti nei capannoni del Vicentino, ci sono anche i furti che sono tornati di prepotenza dopo un periodo relativamente tranquillo nel Bassanese. Ad esempio c'è un boom di denunce dovute anche al fatto che nel ponte dei Santi e dei Morti, insomma, qualcuno ha scelto di farsi una gita fuori porta, qualcuno ha preferito andarsene via. Molte case erano lasciate incustodite e i ladri hanno festeggiato, per così dire. Ecco il servizio.
Boom di furti a Bassano nel weekend di Ognissanti. Sono 3 quelli registrati nella giornata di sabato 30 ottobre, iniziati la mattina intorno alle 9:30 al parcheggio del cimitero di Angarano. Il baule di una delle macchine parcheggiate è stato forzato rubandone il contenuto, e cioè la borsa della proprietaria dell'autovettura. Mentre nel tardo pomeriggio, intorno alle 19:30, 2 abitazioni in via Bosa sono state prese di mira e messe a soqquadro. Le vittime hanno denunciato la sparizione di alcuni monili. A dare l'allarme uno dei vicini che durante il furto si trovava in casa. I delinquenti sono entrati nell'abitazione dopo aver rotto uno dei vetri e sono scappati via senza lasciare tracce. Un altro furto è stato registrato nella serata intorno alle 20 in un'abitazione di via Sebelius. I malviventi hanno rubato 2.700 euro in contanti e alcuni gioielli. Le forze dell'ordine ipotizzano si tratti di bande provenienti da fuori città che prendono di mira interi palazzi e riescono a fuggire con un bel bottino, complice anche il weekend di festa e il cambio di ora. Sempre in tema di cronaca locale, intorno a mezzogiorno di domenica 31 ottobre, una 44enne già nota alle forze dell'ordine perché da anni picchiava il marito, costretto a commettere furti in supermercato e spesso lasciato fuori casa, è stata accompagnata in ospedale dalla polizia perché lanciava coltelli alla vicina che si trovava sul pianerottolo. La donna, successivamente fuggita dall'ospedale, è stata trovata svenuta per strada in via Verci intorno alle 23. Attualmente le è stato disposto un TSO. Questa era la situazione per quanto riguarda il Bassanese. Rimaniamo in provincia di Vicenza, perché c'è, a Vicenza, scusate, perché un ragazzino belga, un turista belga, è stato denunciato dalla polizia perché aveva sradicato la panchina di un locale vicentino. Trasportano a piedi una panchina. È una del volante di servizio a luna di notte in contraporta Santa Croce a Vicenza, a notare quei 2 giovani con il loro carico singolare. Fermata la macchina, i poliziotti chiedono ai ragazzi cosa stiano facendo, ma per tutta risposta i 2 si danno alla fuga. Uno riesce a dileguarsi mentre l'altro viene intercettato. Si tratta di un 16enne belga, qui a Vicenza per turismo. Al titolare del locale, vittima del furto, viene così restituita la panchina. Il ragazzo straniero viene invece denunciato per furto aggravato in concorso. Gli investigatori stanno cercando di risalire all'identità del complice. Non ci sono solo furti, sradicamenti di panchine e altre situazioni come quelle che abbiamo appena visto. C'è anche il problema, che sembra farsi sempre più grave, dei vandalismi. Solo qualche giorno fa, proprio nel nostro telegiornale bassanese, avevamo raccontato un raid all'interno di un'abitazione in costruzione che aveva portato decine di migliaia di euro di danni, scritte con lo spray, una vasca idromassaggio rovinata con la vernice spray, ma anche carcasse di animali, teste di animali abbandonate all'interno dell'abitazione, anche molto altro di cui insomma magari non è il caso di parlare all'ora di pranzo. Lì dicevamo è successo tutto questo a Pianezze, a Cartigliano è successa una cosa molto simile, però prima di andare a Cartigliano approfittiamo della presenza del nostro Daniele Garbin in Skype, perché allora ci prendiamo subito il suo collegamento. Tra l'altro vediamo che a Vicenza sta già piovendo, era stata ampiamente annunciata. Daniele è stato bravo a ricavarsi un angolo, uno spigolo fuori dalla portata della pioggia. Sentiamo quali sono le novità. Buongiorno Daniele. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti i telespettatori. È proprio così, Ferdinando hai ragione, nel giro di mezz'ora ha cominciato a piovere proprio qui, mi trovo al centro storico, è stato proprio necessario, diciamo non è una pioggia violenta, comunque pian piano ha cominciato a piovere, non ha ancora smesso, quindi un po' lo slalom era annunciata ed è arrivata, ecco. Al momento non abbiamo segnali, insomma è appena cominciata, di preoccupazione, però ecco, tra gli eventi che ho seguito sono appena uscito dalla provincia e si parlava di protezione civile. Ecco, la prima pioggia era anche un po' il tema che è stato sviluppato in questo momento, perché pensando a protezione civile e pioggia, noi abbiamo avuto il caso della rotatoria, vabbè è un caso anche particolare, però si pensa alla brutta stagione e alla necessità di prepararsi a ogni evento calamitoso. L'acqua e
gli allagamenti potrebbero essere anche così elementi a rischio in questo passaggio alla brutta stagione. Ecco, il tema in provincia che è stato sviluppato è stato la presentazione di 2 corsi specializzati, ecco, per potenziare la protezione civile. Proprio il primo in Veneto, proprio qui a Vicenza, riguarda la preparazione dei cuochi. Il cuochi sembra che sia un aspetto così marginale, eppure è essenziale proprio per riuscire a dare forza e sostegno non solo agli operatori presenti sul territorio, ma anche alla popolazione civile. Ha parlato proprio con un rappresentante che era stato all'Aquila e ci ha raccontato della sua esperienza e di come deve essere trattato questo aspetto, che non va sottovalutato, proprio perché anche una questione psicologica oltre che pratica, e quindi le esigenze che ha il reparto di protezione civile nell'affrontarle è una questione che va posta con la giusta anche importanza, e rinvio comunque stasera a sentire qualcosa di più sull'argomento. L'altro corso invece riguarda le persone scomparse. Anche in questo caso le persone scomparse, abbiamo fatto notizia anche che voi, Ferdinando, in montagna di persone anche di una certa età, magari anziani, che potevano anche uscire, poteva sembrare una passeggiata, che poi invece non si capisce se sia un allontanamento volontario o se sia veramente successa una disgrazia. Quindi dare strumenti a chi si occupa in maniera specifica di questo intervento era un altro focus che è stato voluto anche dare qualche strumento in più, fare un corso ad hoc anche attraverso l'associazione Penelope che si occupa proprio di persone scomparse. Ecco, su queste 2 direttrici si è svolto l'intervento della provincia. Molto bene Daniele, allora noi adesso abbiamo la pubblicità che incombe. Ti chiedo proprio al volo, prima di salutarti, se abbiamo già notizie di cronaca da Vicenza o magari vediamo poi nel corso del nostro Focus TG. Io in questo momento, da quello che a mia conoscenza, non ne ho, Ferdinando. Ho partecipato a un altro convegno, ma riguardava i beni artistici, la tutela del patrimonio, anche in chiave della capitale della cultura, la candidatura di Vicenza, e quindi altre esigenze con il bonus. Cronaca specifica di fatti della notte al momento non ho. Noi invece abbiamo tantissima cronaca ancora da vedere con i nostri telespettatori, quindi Daniele ti ringrazio per questo collegamento, ti saluto. Se ci sono novità non esitare a richiamarci. Ringraziamo Daniele Garbin per questo primo collegamento vicentino. Adesso, prima di vedere quello che è successo a Cartigliano con questi raid vandalici di cui parlavamo prima del collegamento con Vicenza, facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. Voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in onda anche oggi in diretta fino alle 13:30 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Nota di servizio appena arrivata tramite l'ANSA. Il Papa ha nominato vescovo di Chioggia Monsignor Giampaolo Dianin del clero della diocesi di Padova, finora rettore del seminario. Monsignor Dianin prende il posto di Monsignor Adriano Tessarollo, che ha compiuto 75 anni. Per questo motivo la nostra redazione veneziana è a Chioggia per avere le prime informazioni, insomma un cambio che da quanto pare di capire non era del tutto ovvio o annunciato, quindi un'informazione poi che avremo da Ilaria Marchiori da Chioggia. Chiusa la parentesi religiosa, perché comunque è importante, perché il vescovo di Chioggia sappiamo anche dalle situazioni che si sono create, una voce, quella di Monsignor Tessarollo, decisamente forte in tante occasioni della vita quotidiana dell'importante città lagunare. Allora, andiamo avanti con la nostra cronaca. Avevamo annunciato il servizio prima che arrivasse Daniele Garbin a darci le ultime novità da Vicenza, il servizio sui vandali in azione a Cartigliano, cassonetti alle fiamme, graffiti sui muri tanto in villa quanto a scuola. Vediamo. Vandali in azione a Cartigliano durante la notte di Halloween, ma non solo. L'inciviltà non si ferma infatti alla sola data del 31 ottobre, ma colpisce anche il cuore del paese da diverse settimane. Sì, purtroppo continuano ad accadere questi fatti spiacevoli. Allora, noi abbiamo cercato di parlare anche con alcuni ragazzi, per cercare di coinvolgerli in un fattore educativo. Continuano ad accadere questi episodi qua. Adesso visioneremo le telecamere e cercheremo di parlare anche con i genitori, sempre per educare questi ragazzi a non fare questi gesti qua.
Invece del classico dolcetto scherzetto, un gruppo di adolescenti infatti ha preferito dare alle fiamme 2 cassonetti, costringendo i vigili del fuoco a un intervento nel pieno della notte. Ma gli atti vandalici non finiscono qui, nonostante l'amministrazione comunale abbia intensificato notevolmente la sorveglianza e i punti di controllo. La sera prima con delle bombolette hanno fatto dei graffiti sia nell'entrata bassa della villa, diciamo, e sulle scuole elementari vecchie. La fascia d'età è una fascia di adolescenti. Facciamo un po' fatica anche noi a capire come dobbiamo agire con questi ragazzi qua, perché non vogliamo usare il pugno duro, cercheremo proprio di contattarli, di parlare loro, di far capire che stanno facendo delle cazzate. Con questo annuncio finale passiamo alla Marca trevigiana, perché c'era una persona, un 46enne, che era diventato il terrore dei bar degli esercenti, alla fine è stato arrestato. Un vero incubo, tanto che diversi commercianti avevano già paventato l'ipotesi di vendere il locale e andarsene. Conosciuto in paese, di lui avevano paura tutti, pregiudicato, aveva preso di mira, e non era la prima volta, bar e ristoranti di Quinto. Minacciava e vessava gli esercenti per farsi consegnare cibo e bevande, fino a quando le vittime, esasperate, si sono rivolte ai carabinieri. Violento, cattivo, entrava nei locali, pretendeva alimenti e bevande, poi minacciava i titolari, non solo. Tutti erano terrorizzati dai comportamenti violenti, vessatori, intimidatori che l'uomo era solito tenere quando entrava nei locali della zona. Bar e ristoranti tenuti praticamente sotto scacco dalle insistenti minacce di distruggere tutto e di fare del male a chiunque. Ordinava di tutto, consumava e poi pretendeva di andarsene senza ovviamente pagare. Per mesi ha tenuto sotto scacco i titolari di bar soprattutto, ma anche ristoranti. Atteggiamento intimidatorio e provocatorio diretto anche agli avventori, clienti abituali che non entravano più nemmeno nei locali in presenza dell'uomo. Un danno doppio per gli esercenti. L'uomo, 46 anni, residente proprio a Quinto ed ora agli arresti domiciliari, non è nuovo a questi atteggiamenti. Del tutto refrattario ai rigori della legge, indifferente al provvedimento del questore di Treviso che gli vietava l'accesso nei locali pubblici della zona e i numerosi interventi delle forze dell'ordine, continuava imperterrito a frequentare i locali allo scopo di costringere i gestori e i clienti di bar e ristoranti ad offrirgli consumazioni di alcolici ed alimenti senza pagare. Dopo la denuncia ai carabinieri ed il racconto delle vittime, immediatamente sono scattate le indagini. I carabinieri di Zero Branco, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, sono riusciti a fare breccia nei comprensibili timori delle parti offese, raccogliendo numerose denunce e testimonianze. I militari, con il coordinamento della Procura della Repubblica Trevigiana, hanno documentato il regime di vita vessatorio cui erano sottoposte le vittime. Ieri, per il 46enne, sono scattate le manette, deve rispondere di estorsione continuata. L'incubo è finito. Ora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo, c'è ancora cronaca, ma insomma bisogna che iniziamo anche a parlare della situazione legata all'emergenza Covid, quindi state con noi, torniamo fra poco. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi fino alle 13:30 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo avuto una corposa pagina di cronaca con tutte le ultime novità, insomma con i servizi delle nostre redazioni. Chiudiamo con un pestaggio avvenuto in una discoteca, da una discoteca di Bassano, notizia che è importante non tanto per il pestaggio in sé, che ovviamente ha mandato un ragazzo in ospedale ed è sempre una nota di cronaca, ma per il fatto che situazioni come queste si ripetono ormai con allarmante regolarità in molte zone del Veneto, nella fascia pedemontana. Abbiamo visto a Treviso fino a qualche settimana fa c'erano torme di ragazzi che si incontravano proprio per si davano appuntamento proprio per mettersi le mani addosso, per creare delle risse. Era successo anche a Bassano, è successo a Padova, insomma sta succedendo in molte zone del Veneto e questo preoccupa decisamente sindaci e autorità in generale, forze dell'ordine anche e soprattutto. Vediamo cosa è successo a Bassano.
È successo alla fine di una serata che doveva essere una serata di divertimento, di festa, di rinizio da una vita normale, e si è conclusa con un ragazzino, una appena maggiorenne, finito in rianimazione, fortunatamente senza pericolo di vita. Disagio sociale, lockdown e cultura della violenza. In aumento i fenomeni di aggressione fra giovanissimi. Un 18enne è stato picchiato con calci e pugni da un gruppo di 10 suoi coetanei e più giovani all'uscita della discoteca Live di Bassano nella notte di domenica 31 ottobre. Le motivazioni che hanno spinto i giovani ad aggredire il ragazzo sono al vaglio della polizia. L'aggressione è avvenuta sulla strada adiacente al di fuori del parcheggio del locale dopo che questo era stato chiuso. Il nostro personale di sicurezza, insieme appunto al pronto intervento, va a verificare cosa stava succedendo, e in questa colluttazione tra più soggetti e più persone trovano un ragazzo a terra che viene appunto seguito, rincuorato e protetto. Il Live aveva organizzato un'ospitata speciale per questo lungo weekend di Ognissanti. L'ospite in questione è stato il rapper Baby Gang, noto per i suoi testi spinti che spesso possono incitare alla violenza. In mezzo a tantissimi ragazzi ci possono essere delle altre persone, altri ragazzi che in realtà invece vogliono proprio provocare una insicurezza, un'inquietudine. All'interno dei nostri spazi fortunatamente la gente viene per cantare, per ballare, per stare bene. E proprio in merito a questo fenomeno di baby bullismo in aumento, il dirigente del commissariato di polizia fa un appello. Il divertimento sia finalizzato a stare insieme, a conoscere persone nuove e non finire fortunatamente in una quasi tragedia. Queste erano le notizie di cronaca che ci arrivano da tutto il Veneto, poi se ne arriveranno altre durante la nostra informazione ve le daremo in diretta come sempre. Apriamo però la pagina dell'emergenza coronavirus perché, come dicevamo, i dati sono in crescita. Non sono ancora arrivate le tabelle delle ultime ore da parte dell'azienda Zero della Regione del Veneto. Cercheremo di recuperarle quanto prima per condividerle con voi qui nel nostro Focus TG. Però sentiamo che cosa aveva detto Zaia sul fatto che ci sia una crescita dei contagi, ci sia anche un po' di movimento purtroppo per quanto concerne la sanità. Ecco il servizio. Siamo moderatamente preoccupati perché comunque vediamo i dati, è un granellino al giorno, ma noi vogliamo vedere la regressione dell'infezione, no 2-3 al giorno in più. Anche in Veneto, come nel resto d'Italia, tornano a salire i contagi, a fronte però di un intenso lavoro dal punto di vista dello screening, arrivando anche a 120.000 tamponi al giorno. Oggi abbiamo una situazione che è sotto controllo da un punto di vista ospedaliero. È quanto emerso nell'odierno confronto con i direttori generali delle ULSS venete, ai quali è stato chiesto dal presidente Zaia di accelerare sulle dosi booster per gli ospiti delle RSA e per le altre categorie fragili. Ad oggi sono 110.000 le terze dosi somministrate, che interessano il 70% degli anziani nelle case di riposo. Consideriamo di fare il giro di boa sulle RSA intorno al 9, 8, 10 di novembre. Stiamo per affrontare dal punto di vista stagionale una fase critica, ha sottolineato Zaia, per questo accelerare sulle terze dosi è fondamentale, anche alla luce dei dati presentati dall'assessore Lanzarine che arrivano dalle RSA. Se il bollettino di giovedì scorso vedeva tra i 30.000 ospiti 28 positivi, oggi se ne contano 98, a pesare i cluster in una struttura di Conselve e in un IPAB di Vicenza. Intanto Zaia invita la comunità scientifica a livello nazionale ad un ragionamento sull'opportunità o meno di un test sierologico che verifichi la carica anticorpale dei cittadini. Analisi che deve tener conto, spiega il governatore, di un problema logistico legato ai costi, ma non solo. Il primo tema è la comunità scientifica nazionale, il CTS, ISS e il Ministero della Salute. Cosa ci dice rispetto a questo? Perché giustamente molti cittadini avanzano questa istanza. Oggi intanto è scattato il D-Day dei vaccini, al via infatti la campagna anti-influenzale con il vaccino che potrà essere somministrato contemporaneamente alla terza dose del siero anti-Covid, sia negli hub vaccinali sia dai medici di medicina generale. Mentre è stato raggiunto a livello nazionale un accordo con le farmacie per la somministrazione dell'anti-influenzale. Faranno quelli al libero mercato, nel senso anche altre persone che vogliono vaccinarsi possono andare in farmacia, acquistare l'anti-influenzale
influenzale e possono farlo direttamente in farmacia. Incalzato poi dai giornalisti, Zaia fa un'ultima considerazione sulla giornata padovana di ieri del presidente del Brasile Bolsonaro e le conseguenti polemiche. Stiamo parlando della visita di un capo di Stato che ha tutte le connotazioni di un tour privato, sottolinea il governatore. Non siamo noi chiamati a celebrare i processi, soprattutto quando riguardano fatti di altri paesi. Trovo, secondo me, poco edificante che si dia uno spettacolo come quello che si è visto ieri. Io dico, bene, sto signore ha dei problemi nel suo paese, se la vedrà col suo paese, ma non siamo noi chiamati a celebrare o decidere chi se ha torto lui o ha ragione lui. Una delle vicende che sono emerse legate al Covid in queste ultime ore è quella della comitiva di turisti greci risultati positivi, erano giunti a Venezia a bordo di un pullman vaccinati e risultati appunto positivi al Covid. Ci sono in ballo le cure monoclonali per alcuni di loro. È il terzo giorno che abbiamo presso le nostre strutture ricoverato i soggetti che erano nel pullman che venivano dalla Grecia. Sono in totale 26 persone, di queste 24 dopo il test molecolare sono positivi, quindi posti in isolamento, 2 che erano contatti all'interno del pullman sono quindi in quarantena. Tutti contagiati e vaccinati con doppia dose, eccetto 2 che fanno parte dei 4 pauci sintomatici con lievi sintomi. L'intervento dell'ULSS-3 per contenere ulteriori contagi è stato tempestivo. 8 di loro sono stati sistemati nei Covid Hotel, 16 nell'ospedale di comunità di Noale, 2 nel reparto di pneumologia di Dolo. È fondamentale capire la dinamica che ha portato a questo tipo di positività. Qui non si tratta di una relazione, di un contatto breve, di un pranzo assieme, di momenti anche ravvicinati ma brevi. Qui siamo di fronte a un caso di un pullman che è stato per 5 giorni in tour tra l'Italia, molto poco, ma soprattutto la Svizzera, e in cui queste persone hanno vissuto di fatto tutto il tempo insieme. Oltre al fatto che tranne pochi casi sono comunque soggetti di un'età intorno ai 50-60 anni, ecco, quindi non ragazzini, non ragazzi giovani. La microbiologia ci ha dato un'indicazione proprio qualche ora fa che c'è una carica virale di un certo rilievo, per cui sarà possibile fare un sequenziamento tecnicamente importante, insomma è rilevante. Come rilevante è un altro aspetto. Entro i 5 giorni i 3-4 casi un po' più sintomatici sono stati processati per l'effettuazione della terapia con gli anticorpi monoclonali. Il pullman è giunto ad Ancona dalla Grecia su nave per poi dirigersi a Milano, in Svizzera, in Belgio e alla fine a Venezia. Il servizio di igiene e sanità pubblica dell'ULSS-3 ha preso contatti con le varie autorità per favorire eventuali indagini epidemiologiche nelle altre località. Riuscire a intervenire per tempo è stato fondamentale, visto il sovraffollamento di turisti in città con oltre 95.000 presenze nel fine settimana. Gestire un numero così elevato, a così impatto importante, non è una cosa così semplice, soprattutto nel giro di 4 ore essere riusciti a chiudere la partita collocando le persone in sicurezza e quindi mettendo in sicurezza i loro possibili contatti, insomma, ecco. Come ampiamente annunciato già la settimana scorsa sia da Zaia che dall'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, stanno partendo proprio in queste ore le varie campagne vaccinali anti-influenzali delle varie aziende sanitarie del Veneto. C'era qualche timore all'inizio, qualcuno dice ma sommare l'anti-Covid con l'antinfluenzale, invece poi insomma le autorità sanitarie hanno chiarito tutto immediatamente, problemi non ce ne saranno. E sentiamo per esempio cosa ci racconta la nostra redazione di Vicenza, che ha intervistato i vertici dell'ULSS Ottoberica. Siamo al via della campagna vaccinale contro l'influenza stagionale. Quest'anno riveste sicuramente un aspetto di maggiore importanza, anche se lo è sempre stata importante, proprio per la convivenza del virus influenzale con il virus del Covid.
Quindi messaggio a tutti di vaccinarsi. Sono oltre 140.000 le dosi di vaccino anti-influenzale prenotate dall'US Berica. Il piano quest'anno prevede un fronte parallelo di somministrazioni, da una parte i medici di medicina generale, dall'altra i centri di vaccinazione di popolazione distribuiti sul territorio. Se fosse necessario potrebbero essere coinvolti in un secondo momento anche le farmacie. La vaccinazione è gratuita per le categorie considerate a rischio, a partire dai cittadini di età superiore ai 60 anni, ai bambini dai 6 mesi ai 6 anni e agli adulti con fragilità accertate. L'anno scorso abbiamo vissuto un periodo di massima restrizione in cui esisteva ancora la paura del Covid. Si rispettavano le regole, il distanziamento, il lavaggio delle mani, utilizzare la mascherina, non assembrarsi. Diciamo che quest'anno, in questo momento, c'è un maggior lassismo, quindi mi aspetto qualcosa di più. Tant'è che l'anno scorso non abbiamo avuto picchi influenzali. Altra novità quest'anno, la possibilità di effettuare la vaccinazione anti-Covid contestualmente alla vaccinazione anti-influenzale. Via libera dunque la possibilità di ricevere una terza dose anti-Covid. L'US Berica, visto anche l'andamento dello scorso anno, si pone obiettivi ambiziosi. Il nostro obiettivo è quello di superare le percentuali che abbiamo ottenuto lo scorso anno. Se parliamo del personale, che erano comunque percentuali molto elevate, se parliamo del personale sanitario dovremmo superare il 40,7%. Per i soggetti ultra 65 anni dobbiamo superare il 67% e per i sessantenni il 55%. Questi i dati della campagna vaccinale, ma per 2 campagne vaccinali che proseguono c'è comunque il dissenso che scende in piazza e ci sono i Novax, ci sono i No Green Pass, ci sono persone che manifestano la loro contrarietà a quelle che possono essere le scelte logistiche, organizzative e gestionali, chiamiamole così, di questa fase dell'emergenza Covid. C'è stata una nuova manifestazione qualche giorno fa a Padova e c'è stato anche un vertice in prefettura per capire che cosa fare nell'immediato futuro. Quale? Allora, andiamo avanti con, mentre la nostra regia fa un cosiddetto refresh, perché c'è un po' di confusione sul reddito di cittadinanza. Ci arrivano delle note dell'ANSA perché c'è stata una serie di c'è stata una serie di blitz in tutto il paese per scovare migliaia di redditi di cittadinanza non correttamente percepiti da persone che effettivamente avevano attività anche importanti, avevano redditi importantissimi, e adesso la politica sta cominciando a muoversi contro questo provvedimento. C'è chi chiede di bloccarlo del tutto, c'è chi chiede invece di cambiarlo con maggiori attenzioni. Poi magari vi sentiamo un po' di quelle che sono le richieste che arrivano da parte della politica. Adesso torniamo sul tema delle manifestazioni anti-vax e No Green Pass. L'appuntamento era fissato per le 20 di martedì in piazza Garibaldi. 1 migliaio di No Green Pass hanno risposto all'invito lanciato via social, affollando le strade della città di Padova. Alla consueta manifestazione del sabato pomeriggio, i cittadini che contestano il certificato verde voluto dal governo hanno risposto con un bis di martedì pronti a triplicare. C'è infatti l'intenzione di tornare in piazza anche domani sera, un'intenzione che potrebbe rimanere tale. Nel pomeriggio il prefetto di Padova, Raffaele Grassi, riunirà il tavolo del Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico. All'incontro con le autorità di sicurezza cittadine e i rappresentanti del comune parteciperà anche il direttore generale dell'ULSS 6 Euganea, Paolo Fortuna, chiamato a fare il punto sulla situazione dei contagi nella nostra provincia con il virus che, i dati parlano chiaro, ha rialzato la testa in queste settimane. Non si escludono decisioni simili a quelle adottate a Trieste, dove sindaco e prefetto hanno deciso di vietare manifestazioni nella centralissima piazza Unità d'Italia fino alla fine dell'anno.
Detto questo, noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo, abbiamo collegamenti da Padova con le ultime novità padovane, ma anche da Chioggia per vedere questo cambio della guardia del Vescovo. Torniamo fra poco. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi fino alle 13:30 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Come avevamo annunciato prima della pubblicità, entriamo un po' in tema, approfondiamo un po' il tema Covid. Sono arrivati i dati molto attesi oggi perché effettivamente i numeri, l'incidenza è in crescita ed è bene vedere i dati. Allora sono 781 le nuove positività, il numero più alto delle ultime settimane. Non abbiamo ora uno storico sotto mano per capire, ma a memoria è proprio il numero più alto probabilmente da 2 o 3 settimane a questa parte. Eravamo scesi a 250-300 casi in più al giorno, questo 781 è effettivamente un balzo in avanti che può iniziare a portare qualche preoccupazione sull'argomento. I casi attualmente positivi sono 11.174, eravamo a 9.000 solo qualche giorno fa a ottobre, adesso abbiamo superato di nuovo quota 10.000, abbiamo polverizzato anche quota 11.000. Non è una crescita verticale, ma è una crescita costante e importante. Questo porta il numero dei veneti che sono risultati positivi dall'inizio dell'emergenza a 481.939, mentre il numero delle persone che si sono negativizzate è di 458.929, sono 11.836 le persone che hanno perso la vita a causa del Covid in questa drammatica emergenza che stiamo vivendo da troppo tempo ormai. Questi i dati del contagio. Vediamo invece i dati della sanità. Li stiamo vedendo anche noi ora assieme a voi per la prima volta per capire dove stiamo andando, che strada sta prendendo l'epidemia. Sono 225 le persone attualmente ricoverate in area non critica, di cui 179 positive, 46 che si sono negativizzate. Sono 41 le terapie intensive impegnate, di cui 35 con persone ancora positive al Covid, 6 con persone che si sono negativizzate. Chi ci segue di solito sa che facciamo la sommatoria, eravamo sotto quota 200 di ricoverati positivi fra area non critica e terapie intensive, siamo oltre quota 200 ora in questo momento, siamo a quota 266 per quanto riguarda i ricoverati complessivi. Non sono numeri che possano far preoccupare effettivamente la sanità del Veneto, perché ricordiamo le migliaia di persone ricoverate nei momenti più critici, però qualcosa dà da pensare, soprattutto con l'arrivo della brutta stagione, con le riaperture, con delle novità che forse vanno un po' tenute d'occhio. C'è un bilancio positivo di 2 unità in area non critica e un bilancio positivo di 2 unità in terapia intensiva. Purtroppo sono 2 i decessi segnalati dalla Regione nelle ultime ore a causa del Covid. Questa è la fotografia dell'emergenza coronavirus sul versante dei contagi e su quello della sanità. Quasi 800 nuove positività effettivamente possono iniziare a far preoccupare, possono dare qualche pensiero. Sentiremo poi se la sanità del Veneto avrà qualche spiegazione, se c'è qualche dinamica particolare per questi dati. Adesso andiamo a vedere, sempre in attesa di poterci collegare con le nostre redazioni per capire anche che cosa succede nelle città del Veneto. Vediamo i dati dei contagi. Allora, vediamo, sono 13.000 le dosi somministrate, questo è il 2 novembre, scusate, era uno scrupolo. Allora, sono 13.000 le dosi somministrate, di cui 1.000 prime dosi, ormai sono numeri bassissimi quelli che riguardano le prime dosi, si è raggiunto davvero il limite, il tetto massimo che si poteva raggiungere. Fare solo 1.000 prime dosi in più vuol dire che è difficile andare a raccogliere le fasce che per volontà
o per dovere, magari per situazioni di salute, non possono e non vogliono vaccinarsi. Sono 7.453 i cicli completati, sono 5.151 le terze dosi addizionali, booster, chiamateli come volete. Il Veneto ha somministrato il 90%, 90,1 per l'esattezza, % delle dosi a disposizione dei magazzini regionali. Vediamo le percentuali, sono il 76%, 76,1% quelli che hanno almeno una dose in Veneto, siamo a 3.694.000, sono il 73,6% quelli che hanno il ciclo completo, ovvero 3.571.000. La sommatoria fra chi ha almeno una dose e chi si è prenotato arriva al 76,2%, quindi vuol dire che comunque qualcosa si muove. Abbiamo superato quota 100.000 per quanto concerne le terze dosi, le booster addizionali, siamo a 113.000, 2,3% della popolazione totale. Ancora, queste sono le percentuali, ma lo sapete, lo sappiamo che noi si muovono in modo molto molto lento queste grafiche, perché comunque queste tabelle, perché comunque i movimenti delle prime dosi non sono clamorosi in questo periodo. Possiamo dirvi che disabili e vulnerabili sono ben coperti ormai da un pezzo, e chiedo alla regia di farci vedere questo grafico, perché ci fa capire quanto sta calando da una parte l'attenzione probabilmente dei veneti verso la campagna vaccinale, dall'altra forse anche la pressione, perché siamo scesi a un livello veramente veramente basso. Ovviamente con le cifre, con le percentuali che abbiamo visto prima, ci si può avvicinare rapidamente a quella che è la famosa immunità di gregge. Adesso torniamo in studio, cambiamo decisamente argomento, andiamo a Chioggia per vedere questo cambio della guardia. Passiamo la linea a Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Eccoci qui Ferdinando, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Sono qui, come vedete, in compagnia del vescovo di Chioggia, Monsignor Adriano Tessarollo, che questa mattina ha fatto un importante annuncio. Sono davvero momenti molto intensi anche a livello emotivo, un po' per tutti che abbiamo assistito a questo annuncio, ma soprattutto anche per il vescovo Tessarollo, perché la notizia ce la dà proprio lui qui in anteprima in diretta su Rete Veneta. Sì, a mezzogiorno ho comunicato le decisioni di Papa Francesco, decisione con la quale ha nominato Monsignor Giampaolo Dianin della diocesi di Padova, attualmente rettore del seminario, lo ha nominato vescovo di Chioggia. Con la sua nomina io cesso il mio servizio di vescovo. Contemporaneamente mi ha inviato il decreto di nomina di amministratore apostolico. Ciò significa che da oggi fino a quando Monsignor Giampaolo entrerà come vescovo in diocesi, che sarà verso la fine del mese di gennaio, ecco, io continuerò a svolgere il compito che spetta ai vescovi nella misura prevista dagli amministratori apostolici, vuol dire la conduzione ordinaria, ecco, e senza più, diciamo, decisioni straordinarie che tocchino aspetti essenziali, ecco, della vita ecclesiale, che toccheranno al nuovo vescovo. Ecco. Naturalmente lei si è messo anche a disposizione del nuovo vescovo, che prenderà comunque servizio, diciamo così, da fine gennaio più o meno. Sì, ci siamo già parlati e lui ha detto che poi tra qualche tempo magari verrà a fare un giretto per parlarci, e ho dichiarato la mia disponibilità di continuare fino a che lui si sentirà di partire, perché ha già degli impegni, sai, anche le sue agende, è insegnante, è rettore, ci sono tanti problemi, allora ha chiesto un po' di avere questi 3 mesi, insomma, per sistemare ciò che deve sistemare, quindi io gli ho detto che sono disponibile fino a quando deciderà di venire. Ecco, il nuovo vescovo arriva da Padova, lei ha trascorso qui a Chioggia 12 anni, ma lo ricordiamo ai nostri telespettatori, lei è originario di Tezze sul Brenta. Che cosa farà? Tornerà a casa, tornerà alle sue radici, alle origini? Sì, penso che
È più facile trovare un vescovo che un prete, no? Nel senso che i vescovi si prendono dai preti già fatti, mentre i preti, per fare un prete ci vuole intanto trovare i soggetti, poi la formazione e tutto quello che segue. Allora io penso intanto di collocarmi dalle mie parti, nell'area dunque di Tese e comunque del Bassanese, e mettermi a disposizione delle parrocchie, dei sacerdoti di quel territorio come semplice aiuto di prete, aiuto quello che insomma mi sarà chiesto. Io sono disponibile, quindi sarò nell'area lì, ecco. Ecco, questa è senz'altro una frase di grande umiltà, perché si mette a disposizione del Bassanese, della comunità di Tezze sul Brenta, ma lei arriva come figura di vescovo di Chioggia dopo 12 anni qui. Sì, va bene, ma uno rimane vescovo come consacrazione, come elezione, ma come servizio. Ho finito il servizio di vescovo e riprenderò quello che avevo scelto nella mia vita 50 anni fa, perché sono stati in giugno 50 anni di anniversario di ordinazione sacerdotale. Allora adesso riprendo nei limiti delle forze possibili e secondo richiesta a vivere quel servizio di prete, insomma, ecco. E di questi 12 anni che cosa porterà con sé? Porto con me l'esperienza maturata, perché man mano si va avanti e più si ha responsabilità, più si impara anche a rapportarsi con le persone, imparando a rispettare, a confrontarsi, ad accettare anche il parere degli altri, perché si pensa che il vescovo comanda, fa, eccetera. Il vescovo coordina intanto tutti i presbiteri, poi ci sono le associazioni laicali, i responsabili di uffici, movimenti, eccetera, con cui si impara a collaborare con rispetto, qualche volta con pazienza, qualche volta bisogna usare anche la mano forte per camminare insieme nella fedeltà al Signore e al Vangelo. Ecco, questa è la grande esperienza. Poi certamente la bella esperienza di tanti buoni rapporti che crescono proprio per collaborare. E poi soprattutto questo devo dire, che la gente ti guarda come vescovo, la prima cosa, se ti lasci un po' coinvolgere, sentono anche un rapporto anche spirituale, quindi in genere con rispetto, con benevolenza, e sono ben contenti quando, ecco, permette a loro di condividere vicinanza, semplicità, gioie, dolori, fatiche, speranze. In questi anni ho celebrato anche diversi funerali per tanta gente, per situazioni particolari, anche nelle parrocchie, proprio per vivere questa vicinanza. Ecco, questa è l'esperienza che mi porto dentro, ecco, di questi 12 anni. Questo è un grande insegnamento anche per tutti noi, quello di continuare ad imparare nella propria vita, di non avere mai la presunzione di sapere già tutto e soprattutto di confrontare. Di vescovo per dire di aver sempre ragione, no? Quindi confrontarsi rimane sempre l'atteggiamento di fondo, ecco. Adesso poi si parla di sinodo, quindi chissà che da questo atteggiamento sinodale impariamo sempre di più, ne abbiamo bisogno anche come Chiesa di camminare insieme, ascoltandoci, parlandoci e aiutandoci nelle scelte. Lei di cose ne ha fatte tante in questi anni a Chioggia. Poco fa parlavamo della coalta eccezionale del novembre 2019 che non ha colpito solo Venezia ma anche Chioggia, e lei ha evidenziato come un po' troppo spesso magari si parli meno di Chioggia, no, rispetto alla coalta, però di cose poi ne ha fatte tantissime. Ricordo anche l'introduzione del bancomat in chiesa, e poi lei è stata una delle figure ecclesiastiche che si è battuta maggiormente nel corso della pandemia per quanto riguardava le restrizioni dei funerali. Sì, certamente sempre nel rispetto appunto delle quelle che sono le disposizioni comuni, però che queste disposizioni aiutino e maturino la gente a tenere, non così ci obbligano a questo e a quello, no, ma prendere consapevolezza, dice
Allora, più c'è consapevolezza, più e rispetto, più si possono, come si dice, vivere queste cose non come proibizioni, e quindi si trova anche più spazio per realizzare anche momenti di insieme. L'abbiamo sempre fatto, però rispettando, e quindi non abbiamo patito tanto chiusure eccessive, diciamo, ma sempre in questo intento, ecco. Poi ci sono vicende che riguardano il territorio, quindi come quella famosa acqua alta lì, con segni di grande sofferenza e anche di un forte peso economico per tantissime famiglie, e vicinanza anche in questi momenti difficili. Poi c'è bisogno dell'attenzione, ecco, l'attività anche caritativa per mettere mano il più possibile a prestazioni che possono andare incontro concretamente a persone. Sì, ci possono essere le grandi organizzazioni, queste faranno la loro parte, però rimane sempre fuori quella fetta che non è guardata da nessuno. Allora anche le nostre Caritas abbiamo cercato di dire, ma guardiamo anche a questi che restano un po' ai margini, così è. Quindi questa attenzione mi pare di aver cercato di usarla e anche di sollecitare anche la nostra Caritas a questo. E poi anche piccole nuove sperimentazioni, come dicevi, il POS no, perché c'è la possibilità di fare un'offerta, addirittura anche di prenotare una messa senza dover andare di qua di là. Diciamo che ci abbiamo provato, la nostra gente non ha allargato questo uso, ecco, quindi forse è un po' più moderno, forse un po' più per i giovani, diciamo così. Qualcuno ha anche detto adesso la Chiesa si mette anche a fare queste cose. Cosa volete? La tecnologia, se è a servizio va benissimo, no? Non toglie niente quello che c'era prima, però dà una innovazione che può semplificare tante volte comunicazione, richieste, eccetera. Ecco, quindi questo è quanto. Ecco, avete sentito, abbiamo tracciato anche un bilancio di questi 12 anni da vescovo di Monsignor Tessarollo. Tra l'altro ricordo che per Chioggia questo è un momento davvero di cambiamento. Poco tempo fa è stato eletto il nuovo sindaco, ora arriverà anche il nuovo vescovo, per cui la città di Chioggia si prepara ad affrontare tanti cambiamenti, ovviamente si spera siano sempre in meglio. Se non ci sono altre domande io restituisco la linea allo studio e naturalmente ringrazio e auguro il meglio da parte di tutti noi a Monsignor Tessarollo. Noi ringraziamo Ilaria Marchiori e Monsignor. Buona fortuna a tutti, se capita poi di incontrarci nei nostri territori, benissimo, grazie e auguri. Ringraziamo Monsignor Tessarollo anche per questo augurio. Ovviamente prendiamo per buona la sua richiesta, il suo consiglio quando tornerà da queste parti, visto che la sede di Rete Veneta è a Bassano. Andremo subito a incontrarlo, a farci raccontare un po' di come sono cambiate le cose anche dal suo osservatorio privilegiato. Allora adesso, prima di andare in pubblicità, andiamo al volo a Padova perché c'è Chiara Gaiani che ci aspetta. Quindi sentiamo da lei. Buongiorno Chiara, al volo. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti i telespettatori. Noi siamo usciti appena adesso con il collega Federico Cibotto dalla tradizionale ormai conferenza stampa dell'azienda ospedaliera del mercoledì. I dati non sono confortanti, Padova si conferma la prima provincia del Veneto per numero di casi positivi, anche se, e questa è una buona notizia, è stabile il numero di ricoverati. È stato fatto anche il focus sull'efficacia della vaccinazione, ribadito dal dottor Navalesi, che è il responsabile delle terapie intensive dei servizi di anestesiologia dell'azienda ospedale Università di Padova. La vaccinazione è molto efficace, riduce sicuramente gli effetti gravi del Covid. I casi di vaccinati contagiati che abbiamo visto in questo momento sono soprattutto legati a persone con un'età piuttosto avanzata. Resta infatti l'età, al di là di qualsiasi tipo di patologia
ci ha raccontato il dottor Navalesi, proprio il fattore di rischio più importante per infezione da coronavirus. Se mi permetti di aggiungere, ti dico che la città ha fatto... Chiara, allora, visto che la pubblicità incombe, ti chiedo la cortesia di aspettare qui con noi la fine del breve break che andiamo a lanciare adesso. Poi quando torniamo ci prendiamo un paio di minuti per sentire quali sono le altre novità padovane. Quindi con la regia di Fabio Verina e Alessandro Costacurta mandiamo la pubblicità al volo. State con noi perché al ritorno sentiamo le news da Padova. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi, in onda fino alle 13:30 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo già sentito Vicenza, abbiamo già sentito le novità dalla provincia di Venezia. Adesso torniamo a Padova, dove c'è la nostra Chiara Gaiani che ci aspetta. Allora Chiara, avevamo parlato nella prima parte di questo collegamento della situazione non proprio fantastica per quanto concerne i dati dell'emergenza coronavirus, ma ci dicevi che c'è stato anche un comitato per l'ordine e la sicurezza. No, si riunirà nel pomeriggio il Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico per analizzare proprio questo. Dovrebbe partecipare al comitato anche il direttore generale dell'ULSS EUANEA Paolo Fortuna, proprio per fare il punto della situazione dei contagi. Questo perché, lo avete visto peraltro, ieri sera i No Green Pass che hanno scelto Padova come la piazza, diciamo la loro piazza in Veneto, sono tornati in piazza Garibaldi. Annuncio sui social nuova manifestazione prevista anche per la serata di domani, e poi quello che è diventato un appuntamento tradizionale, e cioè quello della giornata del sabato. Il Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico cercherà proprio di fare il punto su questa situazione, cioè se permettere che questa manifestazione ci sia alla luce della recrudescenza dei contagi, o se trovare altre formule per ovviamente garantire il diritto alla libertà di parola di queste persone, che non sia però quella della scelta della piazza, un po' quello che è accaduto anche a Trieste, che vi abbiamo raccontato in questi giorni. Tra l'altro a Padova non c'entra con il discorso Covid, ma le indagini della questura stanno continuando su quanto è accaduto, e ve l'abbiamo raccontato lunedì in Prato della Valle, la visita del presidente brasiliano Bolsonaro con il conferimento da Anguillara Veneta della cittadinanza onoraria, e poi le tensioni, gli scontri tra la polizia e i manifestanti che si erano radunati in Prato della Valle. Ecco, pare insomma che la polizia stia esaminando, anzi sicuramente la polizia sta esaminando i video che sono stati realizzati in quel frangente. Potrebbero esserci decine di denunce a carico dei manifestanti proprio su questi scontri, un argomento che in città comunque è ancora molto caldo. Abbiamo visto, Chiara, che il tema legato alla presenza di Bolsonaro è stato decisamente divisivo, polarizzante a Padova e provincia, non solo perché comunque tutto il Veneto si è schierato o da una o dall'altra parte. In chiusura sappiamo però che avete anche un focus sulla situazione nelle case di riposo. Certo, resta ovviamente la situazione che è attentamente monitorata, perché i dati scientifici dicono che il rischio di mortalità per quanto riguarda l'infezione da Covid aumenta con l'età, quindi le case di riposo e i loro ospiti restano le persone più fragili. Focolaio nella casa di riposo di Monselice. Noi tra l'altro abbiamo proprio il racconto raccolto dal collega Federico Ratai di quanto sta facendo la Regione, di qual è il monitoraggio dell'assessore veneto alla sanità Manuela Lanzarin. Proseguono le vaccinazioni con dose booster nelle case di riposo della provincia di Padova. All'OIC ha ricevuto la terza dose l'80% degli anziani ospiti. Solo il 4-5% non ha aderito, gli altri stanno aspettando che trascorrano i 180 giorni indicati. Proseguono i test cadenzati con tamponi rapidi di terza generazione, e per ora continua anche l'incontro con i familiari. Diversa la situazione a Conselve, la struttura è sotto attento monitoraggio da parte delle autorità regionali, come spiega Manuela Lanzarin, assessore alla sanità.
La situazione è sotto controllo. A ieri eravamo a 64 ospiti positivi e 11 operatori positivi. Fortunatamente sono la maggior parte, la maggioranza pauci sintomatici o asintomatici, quindi tutto sommato stanno bene, sono gestiti in loco all'interno della struttura e vediamo che si negativizzano anche con molta velocità. Ci sono solo 2 persone che sono state ricoverate, ma in area non critica, non in terapia intensiva, quindi questo ci fa ben sperare e questo è anche testimonianza come la copertura vaccinale effettivamente funzioni, dia sicurezza, ma faccia sì che se la persona incontra nuovamente il virus, la persona insomma dovesse infettarsi, ha un decorso meno invasivo e meno grave. Queste erano le parole dell'assessore Lanzarin. Noi ringraziamo Chiara Gaiani, che vediamo ancora collegata. Chiara, grazie per questo collegamento. Se ci sono novità da Padova non esitate a contattarci, le daremo in diretta ai nostri telespettatori, siamo in onda fino alle 13:30, quindi qualunque cosa succeda noi ci siamo. Grazie, buon lavoro ai nostri colleghi padovani. Forse Chiara ha un'ultima notizia per noi. No, in realtà al volo, il collega Federico Cibotto, al collega non sfugge niente, ho detto Federico Ratai è Francesco Ratai, mi perdoni il collega. Grazie a voi. Era sfuggito anche a noi. Grazie, buon lavoro. Allora, andiamo avanti. Adesso è partita la campagna vaccinale anche nell'ULSS 2 della Marca Trevigiana. Sono 204.000 le dosi prenotate. I medici di medicina generale, i pediatri libera scelta hanno già iniziato a somministrare il vaccino. Dall'8 novembre prenderà il via l'attività del servizio di igiene e sanità pubblica, con la possibilità di ricevere il siero anche negli hub vaccinali della Marca in occasione della terza dose anti-Covid. E rimaniamo in provincia di Treviso, rimaniamo nel Trevigiano, perché il sindaco Conte dice stop alle manifestazioni di protesta in Piazza dei Signori. La Piazza dei Signori non sarà più a disposizione per questo tipo di manifestazioni, perché è giusto che la città venga anche vissuta da tutte quelle persone che invece hanno deciso di fidarsi delle istituzioni e della scienza. Nessuna manifestazione di protesta come quelle dei No Green Pass sarà più autorizzata in Piazza dei Signori, cuore pedonale e commerciale della città. Il sindaco di Treviso Mario Conte lo afferma con forza. La linea è la stessa del prefetto di Trieste Valerio Valenti e del collega Roberto Di Piazza, non più disposti, visto il moltiplicarsi dei contagi, a concedere Piazza Unità d'Italia a chi non rispetta il distanziamento. Per Treviso il problema non è tanto sanitario quanto sociale e in parte anche economico. Vanno evitate nuove tensioni e permesso alla città di recuperare la sua normalità. È una situazione sicuramente complicata e lavorare quando le comunità sono spaccate non è mai facile. Capisco perfettamente l'orientamento del presidente Fedriga e del prefetto di Trieste. Non credo che oggi in Veneto ci siano le stesse criticità e quindi dobbiamo continuare a tenere monitorata la situazione, continuare a tenere monitorato l'andamento dei contagi e tenerci pronti a tutto. Il problema di concedere spazi pubblici si acuirà con l'avvicinarsi del Natale. Di fine settimana in fine settimana la città si riempirà sempre di più e l'occupazione delle piazze diventerà un tema sempre più delicato. Sono valutazioni che poi faremo ovviamente unitamente al questore e alla prefettura, come tra l'altro abbiamo fatto anche in occasione di tutte le altre manifestazioni. Cercheremo di trovare sempre delle soluzioni equilibrate. L'appello è quello del buon senso. Chi vuole manifestare delle idee anche di dissenso nei confronti delle istituzioni è giusto che lo faccia, senza però andare a calpestare i diritti degli altri cittadini. E sul tema delle piazze vietate alle manifestazioni, sentiamo che cosa ci hanno detto i trevigiani. Ho avuto parenti che hanno sofferto a causa del Covid e anche persone che sono morte molto vicino a me, e quindi il fatto che comunque per restringere il numero di contagi vengano chiuse le piazze alle persone che vogliono manifestare senza mascherina, senza Green Pass, contro il Green Pass, non c'entra. Secondo me ha senso ed è giusto nei confronti delle persone che, nel rispetto delle persone che hanno avuto dei parenti o degli amici che sono
defunti. Credo che non sia giusto, bisognerebbe sempre lasciare la possibilità di manifestare, di esprimere la propria opinione alle persone. Portando anche questa cosa alle scuole, adesso c'è questo periodo di sciopero in cui molti professori si assentano da scuola proprio per queste proteste e ci rimettiamo anche noi studenti perché perdiamo ore di scuola, poi magari ci sono delle lamentele da parte dei professori che siamo in ritardo col programma e quindi è vero che da una parte comunque è una specie di obbligo, però ne ricade su di noi che magari ce l'abbiamo e che quindi è un nostro diritto l'istruzione e lo trovo poco rispettoso. Potrebbe essere assolutamente una soluzione utile, soprattutto per questi manifestanti che secondo me, se non hanno fatto il vaccino, è meglio che si stanno a casa per non contagiare, soprattutto vista la gravissima emergenze che abbiamo. So che lì sono nati molti focolai, quindi pensando a questo purtroppo arriva un momento in cui non dico che i diritti devono venir meno, però c'è da tutelare quello che ora è una situazione emergenziale. Bisogna anche seguire una linea, perché con il Green Pass vedi proprio le persone che sono più tranquilli ad accomodarsi nel proprio locale. Allora, nelle piazze secondo me è esagerato, secondo me è un po' di più buonsenso per la gente, però purtroppo si sa benissimo che la gente non è tutto uguale. Chiudiamo la nostra informazione con un tema decisamente di attualità, visto il tempo che si sta sfogando su gran parte del Veneto. Qualche giorno fa, in occasione delle piogge importanti, è andata sott'acqua la rotatoria a ridosso della tangenziale di Vicenza. Il sindaco Rucco non l'ha presa affatto bene, sentite. La maledizione della bretella dell'Albera, titolo da film, ma questa è realtà, cronaca. Nata per alleggerire il traffico dei tir che dall'A4 vanno verso l'Alto Vicentino, la variante all'SP46 è un'opera fondamentale. I lavori sono ripresi sabato dopo una serie infinita di stop and go nel cantiere a ridosso della tangenziale. E già il giorno di Ognissanti, sotto una pioggia intensa, 2 squadre della Protezione Civile Comunale sono state catapultate sulla rotatoria allagata della tangenziale, uno svincolo appena inaugurato e sommerso da più di 20 centimetri di acqua. Il sindaco Francesco Rucco è furioso. L'allagamento della variante SP46 nella serata di ieri è inaccettabile. Lavori in teoria terminati in quell'ambito, non ancora realizzati gli scoli per le acque, nonostante la copiosa pioggia della stagione, dimostrano che c'è imperizia nell'affrontare questo cantiere. Nonostante le nostre richieste, il forte richiamo anche al Ministro alle infrastrutture, non abbiamo avuto riscontri oggettivi. Poco personale, pochi operai in cantiere, tempi che si allungano, bisogna intervenire. Sicuramente mi attiverò per chiedere un incontro giù al Ministero per avere rassicurazioni per le tempistiche di consegna e fine dei lavori come era stato programmato, ma dall'altra bisogna intervenire. Non occorre che la nostra protezione civile debba intervenire su un cantiere altrui, quello di ANAS, e salvaguardare anche l'incolumità dei nostri automobilisti. E quindi da questo punto di vista lavoreremo nelle prossime ore per far sì che i patti, gli accordi vengano rispettati. In queste ore il sindaco ha preso contatto con il Ministero delle Infrastrutture e la questione potrebbe sfociare in Parlamento. Mi attiverò nelle prossime ore per chiedere un incontro direttamente al Ministero. Abbiamo già avuto contatti telefonici in queste ore con il Ministero e sicuramente si attiveranno anche i parlamentari vicentini con un'interrogazione nel question time proprio per parlare di bretella SP46. Siamo in chiusura della nostra informazione. Prima di salutarvi vediamo una notizia dell'ANSA, una notizia d'agenzia che ci dice, visto che parliamo di influenze e epidemie, c'è un'influenza aviaria che conta 6 focolai in provincia di Verona. Si tratta di allevamenti aviari, l'attenzione degli allevatori è altissima con l'adozione di tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa. Naturalmente la paura che si arrivi a vedere quello che si è visto qualche anno fa con abbattimenti, con numeri davvero impressionanti di abbattimenti negli allevamenti di tutto il Veneto, insomma, è alta. Come sempre noi vi racconteremo quello che succede nella nostra informazione. Vediamo quindi appuntamento a TG Bassano, TG Vicenza di questa sera. Ringraziamo Fabio Verini e Alessandro Costacurti in regia, ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case le ultime notizie dal Veneto, ringraziamo voi per essere stati con noi e vi auguriamo un buon pomeriggio.